Una sfida globale e di sistema che si può vincere solo tutti insieme. Il Veneto, guidato dal governatore Luca Zaia, ha trionfato con Milano a Losanna. La macchina è pronta a partire. Padova dice sì, parola di università, comune, provincia. Anche il comparto termale si unisce al coro. Siamo particolarmente lieti e felici di avere e di essere stati scelti per la realizzazione delle Olimpiadi del 2026 e sicuramente tutto il territorio ne avrà un grande beneficio. Saranno sicuramente di stimolo, come diceva il nostro Presidente, affinché la Regione Veneto, ma anche lo Stato, possa realizzare quelle infrastrutture che necessitano sul nostro territorio. In primo luogo il collegamento tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e la rete ferroviaria. Un tarlo per le terme e la mancanza di un collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia. Un enorme disagio per ospiti stranieri che pagano un volo prezzi più che accessibili e poi, in mancanza di efficiente servizio pubblico, sono costretti a scegliere un taxi. Trasporto pubblico, ma anche strade da rinnovare da e per i luoghi di gara, da e per le diverse città venete. Come già a Padova, anche le terme sono pronte ad accogliere le nazionali in preparazione. Una che è la nazionale di sci austriaca, che ogni anno fa una preparazione qui a Montegrotto presso un'azienda del territorio, e la nazionale spagnola che già da 2 anni frequenta le terme qui da noi per fare delle sessioni di immersione in apnea per aumentare la propria, diciamo così, prestazione atletica. La volontà di partire c'è, con enormi speranze. Padova, insieme a tutto il territorio delle terme dei Colli Euganei, dovranno fare sistema per potersi presentare al meglio per questa occasione, che soprattutto si rivelerà importante dopo la chiusura dei giochi. Come insegna l'esperienza di Torino 2006, i benefici si aspettano infatti anche a lungo termine.